Quando ho saputo della mia malattia è stato l'inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L'universo toglie e restituisce. Credo che la vita si regga su questo equilibrio, dare e avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo e ho ricevuto tanto amore. Questo è l'ultimo post che appare sulla pagina Facebook di Barbara Carron, scritto dalla sorella. Lei ci teneva, si legge. Questo è il suo pensiero 5 mesi prima della recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella. Riposa in pace, sister. Un messaggio al quale se ne accompagnano tanti altri di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditrice trevigiana spentasi alla casa dei Gelsi dove era ricoverata da qualche giorno. 51 anni, di Asolo, Barbara era consigliera delegata e legale rappresentante del gruppo Carron, una delle più importanti aziende italiane nel settore edilizio di San Zenone degli Ezzelini. Dal 2008 al 2012 era stata vicepresidente del Calcio Padova, conquistando una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio. Oggi il sito della squadra biancoscudata è listato a lutto. Sulla home page una foto di Barbara Carron e un "Ciao Lady B". L'imprenditrice qualche anno fa aveva affrontato e superato una prima battaglia contro il tumore al seno, poi lo scorso ottobre la comparsa di una recidiva. Da un paio di giorni ho ricevuto la notizia che non avrei mai voluto sentire, ma che in verità sentivo che era nell'aria. Sapevo che c'era qualcosa di pesante in arrivo, perché le cose, quelle importanti, uno se le sente. Dopo così poco tempo però no, speravo mi lasciasse respirare un po' di più, qualche anno almeno, il tempo di realizzare la meta di un sogno, scriveva Barbara dopo la diagnosi sulla sua pagina Facebook, che da quel momento divenne una sorta di diario nel quale l'imprenditrice iniziò a raccontare la sua lotta contro la malattia. Le notti insonni, la stanchezza, le cure, senza però mai piangersi addosso, anzi mostrandosi sempre sorridente, dimostrando una grande forza e voglia di vivere. Amo la vita più di quanto non l'abbia amata in questi 51 anni, scriveva nel post in cui raccontava l'ultimo ciclo di chemioterapia. In molti messaggi scriveva la parola fortuna o esprimeva la sua gratitudine per quello che aveva, per l'affetto di chi le stava vicino. Il suo ultimo post è datato 25 maggio. Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala, non rimandate mai nulla, non pensate di avere tempo in eterno perché non è così, vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni, che di tempo ce ne sia in abbondanza, non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono meraviglioso che la madre terra ci mette a disposizione e anche la cosa più semplice diventa la più preziosa e la godiamo, gustiamo, viviamo come la migliore. Scriveva Barbara Carron, lasciando a tutti un ultimo toccante messaggio. Una donna straordinaria che ha saputo fare anche della propria malattia un momento per far crescere la comunità, per dare consapevolezza a tutte quelle donne che stanno lottando. Un grazie di cuore a Barbara per quello che è stata e per quello che ha dato e un grande abbraccio a tutta la famiglia.